Ben ritrovate cattoliche dintorni. Ci sarà un unico bando da tenere d'occhio per gli studenti dell'Università Cattolica che vogliono affrontare un'esperienza di studio all'estero e la scadenza è il 31 gennaio. Vediamo i dettagli in questo servizio. Ci sarà tempo fino al 31 gennaio per inoltrare la domanda al servizio Relazioni Internazionali per trascorrere 6 mesi di studio in una delle numerose università europee ed extraeuropee. Numerose le novità di quest'anno, sentiamo la dottoressa Loretta Borgonovo. Allora, per il prossimo anno accademico abbiamo introdotto un bando unificato che riunisce la proposta in destinazioni europee, cioè le destinazioni notoriamente conosciute come Erasmus, alle destinazioni extraeuropee, notoriamente conosciute come destinazioni overseas. In questo modo abbiamo una promozione unica delle esperienze di scambio semestrale all'estero, con un'unica graduatoria stilata facoltà per facoltà e l'accesso ad una rosa più ampia di possibili destinazioni da indicare come preferite, non più 3 europee e 2 extraeuropee, ma un totale di 5 che a seconda delle competenze del candidato potranno essere sbilanciate numericamente sull'Europa o sul resto d'Europa, fuori Europa. Perché questa scelta? Per arrivare più direttamente allo studente con la comunicazione, semplificandola, per evitare la dispersione o la confusione nel passaggio delle informazioni e per far capire comunque che le due proposte si equivalgono, indipendentemente dalla destinazione geografica. Il semestre all'estero è la cosa che deve emergere da questa opportunità. C'è da dire che per gli altri continenti abbiamo un requisito minimo di media per accedere che è 24 su 30 e spesso ci sono dei requisiti linguistici molto forti che presuppongono l'essere in possesso della certificazione TOEFL o IELTS, quindi c'è già sicuramente una forma di selezione naturale per questo tipo di sedi. Ai candidati viene richiesto di dimostrare la propria competenza linguistica per ciascuna delle destinazioni selezionate. Ricordiamo, per chi fosse interessato, che l'Università Cattolica organizza un corso intensivo in preparazione al TOEFL in dicembre e gennaio. Che studiano lingua tedesca si sono ritrovati per il tradizionale scambio di auguri. Vediamo insieme il servizio. Da 4 anni ormai gli studenti di tedesco dell'Università Cattolica di Brescia organizzano la festa di Natale, un momento goliardico per festeggiare, divertirsi e scambiarsi gli auguri. Gli studenti hanno cantato e suonato alcune canzoni natalizie in tedesco dopo aver presentato i vari progetti in lingua realizzati nel primo semestre. Per l'occasione il professor Pfeiffer si è presentato sotto un'altra veste. Sono tanti studenti che partecipano anche a questa festa di Natale ed è un po' questo gioco che facciamo, cioè di esprimere un augurio di Natale. E l'abbiamo fatto dalla prima volta, sin dall'inizio, e quest'anno ho pensato vorrei di nuovo apparire come Babbo Natale. Alla festa ha partecipato anche Giulia, ragazza tedesca che da Monaco di Baviera è venuta a Brescia a svolgere uno stage. Per me, che sono madrelingua tedesca, era una esperienza molto, divertente, perché ho conosciuto tutte le canzoni, allora per questo sì, mi sono divertita e ho anche pensato che molti studenti possono parlare perfettamente in tedesco, allora veramente era impressionante per me. Heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht, nur das traute, o heilige Paar, wohl der Gnade im lockigen Haar, schlaf in himmlischer Ruhe,
rubrica Libri in pillole che è dedicata al Natale. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. Il bravissimo scrittore Alessandro D'Avena torna con questo romanzo, intitolato Cose che nessuno sa. Anche stavolta è dedicato ai giovani, agli adolescenti e al ruolo importante dei professori. La protagonista si chiama Margherita e ha 14 anni. Sta affrontando un grosso dispiacere. Il papà ha deciso di lasciare casa. Ma Margherita non è sola, perché è accompagnata dalla mamma, dal fratellino e dalla nonna Teresa. Sarà però l'incontro con un giovane professore importante in questo momento difficile, che le spiegherà l'Odissea, l'importanza del viaggio, modo per partire, andare lontano, ma anche per tornare, più forte di prima. Questo è Cose che nessuno sa, da Alessandro D'Avena. Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. There's a tree in the Grand Hotel. Questo libro è avvincente, il protagonista si chiama Jay Capping, un giovane insegnante che viene chiamato dall'amico Al Templeton a visitare subito la cantina del bar dove lavora. Al ha infatti scoperto un passaggio temporale che porta indietro nel tempo al 1958. Mosso dalla curiosità anche Jake prova e si trova catapultato indietro nell'America di fine anni 50, nell'America di Kennedy. I due sanno che tornare indietro nel tempo è l'unico modo per cambiare il futuro. Fermare l'assassinio di John Kennedy, di Martin Luther King e forse anche la guerra in Vietnam. Questo è 22/11/63 di Stephen King. It's beginning to look a lot like Christmas. La famosa traduttrice di Harry Potter e scrittrice d'infanzia Beatrice Masini torna con un nuovo libro intitolato Solo con un cane, dedicato a quei bambini che ne hanno uno o a quelli che ne hanno sempre desiderato uno. I protagonisti sono Miro, un bambino di 10 anni, e Tito, il suo cucciolo. Improvvisamente un giorno il regno decide di bandire tutti gli animali del paese, ma Miro non vuole separarsi dal suo fedele amico e così decide di scappare. Un viaggio faticoso che insegnerà al bambino a prendersi le sue responsabilità e a crescere. Questo è Solo con un cane di Beatrice Masini. Buon Natale! Anche per oggi noi ci fermiamo qui. A tutti voi che ci state seguendo da casa, auguri di buon Natale da tutta la redazione di Cattoliche Dintorni. Io vi aspetto la prossima settimana. Grazie per averci seguito.